Stava attraversando la strada ma è stato travolto e ucciso da un'auto che l'ha sbalzato a molti metri di distanza. Un impatto terribile è avvenuto lungo via Dante a Santa Giustina in Colle, a 2 passi dalla piazza del municipio. La vittima è Vittorino Muraretto, un pensionato di 74 anni, molto conosciuto e ben voluto in paese. Alla guida della Volvo invece un 33enne del posto che arrivava da Villa del Conte. Per l'anziano non c'è stato scampo, il parabrezza dell'auto è andato completamente in frantumi, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto mortale. I sanitari del SUEM hanno provato a rianimarlo sul posto, ma senza successo, inutile anche l'arrivo dell'elisoccorso. A effettuare il riconoscimento della vittima e ad avvisare i familiari, il sindaco, arrivato sul posto senza sapere che si trattava di un suo parente. C'era appunto questa salma, quando sono arrivato io ormai non c'era più niente da fare e nonostante i tentativi da parte degli operatori sanitari abbiamo dovuto poi capire chi era, perché effettivamente una persona travolta a piedi sicuramente ho detto è del posto, e purtroppo è capitato a me di fare appunto la brutta sorpresa che era appunto Vittorino, che non è parente diretto ma è diciamo lo zio di mio cugino, quindi c'è una parentela, ma la parentela è più che altro la conoscenza, perché siamo cresciuti assieme anche con mio cugino e Vittorino era sempre in famiglia ed era veramente una persona che tra l'altro ho visto il giorno prima al bar, che trovavo spesso, una persona che era veramente piacevole parlarci assieme, persona intelligente, anche simpatica e molto anche dedicata al paese sul volontariato. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Campodarsego e Campo San Piero che dovranno accertare la dinamica. Non mi permetto di dire nulla perché sarà chi di dovere poi che andrà a stabilire la corretta dinamica dell'incidente. Dietro sicuramente il dolore della famiglia Muraretto, quindi dalla moglie Natalina e la figlia Diana e Arianna, dall'altra parte c'è un ragazzo di 33 anni che si è trovato magari davanti a un ostacolo all'improvviso e che sicuramente bene non sta, perché poi è stato portato anche lui in ospedale perché era sotto shock. Il conducente e le 2 persone con lui in stato di shock sono stati accompagnati in ospedale. Dal sindaco un appello più generale, non riferito a questo caso specifico. Quando si va a raccontare quello che è successo è troppo tardi, quindi dobbiamo pensarci prima, quindi noi automobilisti stare attenti, ma stare attenti anche i pedoni, perché il fatto che ci sia sulle stesse pedonali non vuol dire che si abbia ragione, perché quando sei a ragione è troppo tardi.